Questa mattina, intorno alle 11, Damiano Mazzon, un uomo di 88 anni, ex titolare di un'autofficina a Marcon, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro. L'incidente è avvenuto presso l'officina situato sotto la casa dell'anziano in via Bellini. Mentre cercava di spostare un tornio, Mazzon è stato travolto dal pesante macchinario, riportando ferite gravissime che si sono rivelate fatali. L'88enne, che aveva da tempo lasciato la gestione dell'officina a un figlio, si trovava comunque spesso in azienda. Questa mattina io ero dentro in ufficio e ho sentito un tonfo, dopo stava spostandosi appunto questo macchinario e dopo non so sinceramente le dinamiche, io sono andato là, ho visto la scena e dopo non si poteva più fare niente. Perché lo voleva spostare? Da come ho capito era da buttare via perché non si usava più, si è buttato a ferro vecchio. Immediatamente sono scattati i soccorsi, i vigili del fuoco di Mestre sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e liberare l'anziano dal macchinario. I sanitari del 118, accorsi subito sul posto, hanno prestato le prime cure, ma le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarlo. L'incidente ha attivato anche i tecnici dello Spisal per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell'incidente, che ha scosso profondamente la comunità di Marcon. È una famiglia molto conosciuta in paese, tra l'altro come avete visto l'attività commerciale è proprio nel centro, nel cuore della frazione di Gaggio, una famiglia davvero unita e su cui tutta la popolazione di Marcon conosce e stima. La scarpa del nonno giace a terra, lì dove Mazzon amava passare del tempo, accanto il nipote disperato, consolato da amici e parenti. Non è la prima tragedia che colpisce la famiglia Mazzon. Nel 2008 la moglie di Damiano, Maria Ornella Guerra, perse la vita in un incidente stradale sulla bretella Miralanza. Ero col carro attrezzi qua dell'officina a Mira e praticamente ha fatto uno scontro frontale, è morta la moglie. Che però aveva superato grazie appunto all'appoggio dei figli che sono sempre presenti, è veramente una famiglia unita. L'anziano lascia 3 figli, Romina, Roberta e Riccardo.